Per Paolino Barbiero, che lascia dopo 8 anni di lotte un mazzo di rose rosse e qualche lacrima di commozione. Per Giacomo Vendrame, ex lavoratore precario, l'onore e l'onere di guidare da oggi la CGIL trevigiana ed un record personale, quello di essere con i suoi 32 anni il più giovane segretario mai eletto in Italia all'interno della CGIL. Un ricambio che è anche generazionale, quello avvenuto nella CGIL trevigiana, e che segna continuità e rinnovamento nelle politiche del sindacato più radicato sul territorio. Le cose più importanti sono ad esempio il coinvolgimento di nuovi soggetti all'interno delle organizzazioni sindacali, quindi penso a tutti quelli che non sono iscritti, in particolare penso ai giovani e ai precari. C'è da sviluppare tutta la contrattazione di secondo livello, questo vuol dire contrattazione sociale nei confronti delle istituzioni pubbliche come contrattazione aziendale, che rappresenta per noi la vera sfida a livello locale di politica industriale, cioè un micro intervento che può essere veramente guida per la politica industriale. Vuol dire continuare il gran lavoro che stiamo facendo come punto di riferimento per tanti lavoratori immigrati, vuol dire fare in modo che le camere del lavoro ritornino un luogo pedagogico per il lavoro, non più insegnare a leggere e a scrivere, ma insegnare a leggere i processi sempre più complicati dell'economia globale e in realtà del mondo globale da questo punto di vista. Sarà la CGIL di sempre, con una dote e con un di più di capacità di leggere il nuovo. Abbiamo una fase di rinnovamento generazionale che penso riguarderà non solo la Camera del Lavoro di Treviso, ma riguarderà tutta quanta la CGIL del Veneto. Siamo impegnati a guardare i giovani in questo paese sono i soggetti più maltrattati, quelli a cui si pensa di meno. Noi pensiamo di fare con questa operazione un investimento sul futuro.